Prego. Ci siamo visti prima, no? È emozionato? Neanche un po'. Felici di essere tra i primi, per nulla spaventati. Eccoli gli ottantenni padovani, classe 1941, che questa mattina hanno dato il via alla campagna vaccinale di massa contro il Covid. Puntuale alle 8 il padiglione 6 della fiera ha aperto i battenti. Misurazione della febbre e igienizzazione delle mani, tutti con i moduli già compilati. Guidati dai volontari della Croce Rossa, gli anziani fanno ingresso negli ambulatori. La prima giornata di vaccinazioni segna un'adesione molto alta, tantissimi gli anziani padovani che si sono recati al padiglione 6 della fiera. Qui all'interno ci sono 16 ambulatori, oggi ne sono operativi 8. Quasi 1200 le persone vaccinate nella prima giornata nei 3 centri aperti dall'USL 6 Euganea, 610 a Padova, 480 a Cittadella, 108 a Monselice. Domani sarà la volta delle sedi vaccinali di Este e Loreggia, mercoledì piove di sacco. E adesso lei si accomoda un quarto d'ora qua fuori e aspetta, poi se va tutto bene può andare. Adesso le diamo anche le carte per l'appuntamento che avrà il giorno 8 marzo. Dopo la somministrazione della dose, 15 minuti nello spazio dedicato al monitoraggio, in mano la convocazione per il richiamo. Tutto procede regolare, senza intoppi. Stamattina si usa Pfizer, quelli che vacciniamo stamattina fra 21 giorni si ripresenteranno qua e troveranno tutti quanti il vaccino Pfizer, perché noi delle quantitativi che arrivano metà li stocchiamo in deposito, tra virgolette li teniamo in congelatore per garantire la seconda dose. Al lavoro medici, infermieri e anche le squadre di neolaureati inviati dal commissario Arcuri. Tra di loro c'è Riccardo, 25 anni, laurea in medicina ad ottobre, alla prima prova sul campo. Ho sentito di questo bando e ho pensato che fosse una buona idea dare quantomeno la mia disponibilità, insomma, nel caso ci fosse stato bisogno. Il centro vaccinale di Padova ha le potenzialità di una Ferrari, dicono dall'USL. Servono solo le dosi di vaccini per andare a regime e mettere in funzione tutti e 16 gli ambulatori. Nessuna dose andrà sprecata e chi non si presenta all'appuntamento verrà sostituito dalle categorie in lista per essere vaccinate. Se rimane una dose noi abbiamo sempre sopperito somministrandola a qualcuno delle categorie aventi diritto che in quel momento non era vaccinato.